Serate estive a Porto Empedocle, questa sera è la volta di Tom Sinatra. Sì, sì, l'estate qui non finisce mai, del resto abbiamo le spiagge anche piene, perché evidentemente qui il sole allieta ancora le giornate e le serate sono calde, così abbiamo l'onore di avere questo concerto, questo grandissimo chitarrista, un artista famoso a livello mondiale. Certamente le restrizioni Covid impongono una limitazione dei posti, non abbiamo potuto onorare con i numeri che la sua fama consentirebbe, però siamo lieti comunque di portare avanti qui a Porto Empedocle l'arte, la cultura in tutte le sue dimensioni. Altre iniziative che farete? Sì, ma intanto anche presentiamo dei libri, domani ci sarà la presentazione di un libro anche con un cantaustorie, quindi sulla tradizione siciliana, ma abbiamo tante altre iniziative che stiamo predisponendo perché l'estate qui non finisca mai. Tommy Sinatra questa sera a Porto Empedocle, per allietare questi scorci di estate, cosa ci proporrai, cosa farai sentirci? Allora, questa sera farò un repertorio un po' rimaneggiato, che però nella gran parte è il repertorio che io porto in tutta Europa, però questa sera ci sono delle aggiunte. C'è una parte dedicata a Ennio Morricone e una parte dedicata ai fratelli Franco e Totò Licausi, che sono stati peraltro i miei maestri, pregiatissimi, e a loro voglio dedicare 3 brani della loro magnifica composizione. Questa è una serata che mi riempie il cuore di gioia, perché Porto Empedocle io la porto nell'anima. Porto Empedocle per me è la mia seconda casa. Ecco, tu spazi anche fuori nei tuoi impegni musicali? Sì, io sono in giro, diciamo ci siamo fermati per il lockdown, ma adesso riprenderemo, andremo in Russia, poi torneremo in Italia e poi saremo in America Latina a gennaio e poi ritorneremo ancora in Russia e speriamo che tutto questo momento un po' di impasse passerà e saremo... Insomma, c'è sempre tanta voglia di musica, di spettacolo, di divertimento. Sì, perché la musica libera, secondo me la musica è un'altra medicina che guarisce anche dalle patologie che si creano attorno a queste situazioni. La musica serve a rilassarci, serve a dimenticare, è come una bella mostra di quadri, a entrare lì dentro ci rigenera e io credo che la musica sia una delle nostre salvezze oltre la medicina.